Mi vedrò gli ultimi minuti con voi. Ci riprova la Sampdoria, ancora c'è Fideli a coprire, Duncan. Era partito Damsgaard, le ultime indicazioni di Ranieri per questo finale. Nainggolan ha servito Pereiro, ancora Nainggolan, fermato. Ci riprova la Nainggolan, la scivolata dell'inesauribile oggi Berezinski. Pereiro la mette di prima col sinistro, traiettoria dalle parti di Godin. Nandes, finta il destro, ci riprova, destro a giro! Alto, non di molto, con deviazione, calcio d'angolo, finale ricco d'emozione. Ha fatto una gran cosa qui Nantes, perché vedi, se l'è giostrata poi nello spazio strettissimo, ha cercato questo tiro a giro sul secondo palo, deviato. Altri 40 secondi da giocare, sono passati 2 minuti, così aveva detto l'arbitro Giacomelli. Eccolo il cross, e Camautero la blocca sicuro. Questo è per i difensori, per la Samp è veramente una manna, perché il portiere La che esce. delusione di Semplici, intanto abbiamo visto Nando, Sì. sta indossando il giubbotto, ha capito forse che questa era l'ultima chance per il Cagliari, che fa fatica a capire come sia andata effettivamente questa gara. Lancio lungo da parte di Cragno, l'ultima chance, Cerri, Pavoletti non la tiene, Nainggolan! Sì! 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 Dai! A festeggiare all'ultimo respiro il primo gol in questo campionato. Dai! Dai, cazzo! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Che stanno a vedere? Che stanno a vedere? Che stanno a vedere? Che stanno a vedere? Pavoletti o Poi Cerri. Nainggolan, in traiettoria non c'è nessuno, non c'è nessun tipo di discorso relativo al fuorigioco. Arriva il segnale dopo il check del VAR. Buono, esulta il calcio. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Mamma mia. Non sono mancate le emozioni. Mamma mia, che partita, ragazzi. Per come si era messa, veramente tanta roba. Veramente Effettivamente una beffa. tanta roba. Bestiale, partita nervosa, partita importantissima in cui avrei sperato tantissimo in una vittoria, viste le partite che si sono giocate sia ieri che oggi, visti i risultati che si sono ottenuti. Un pareggio perfetto tra Spezia e Benevento, un pareggio perfetto tra Parma e Fiorentina, la vittoria del Crotone sul Torino, era stato tutto perfetto e dovevamo cercare di fare qualcosa pure noi. Ci dovevamo riuscire, ci dovevamo assolutamente riuscire e non stavamo a vincere, ma non è andata bene, non è andata bene. E... boh, non... l'avevamo buttata un po' al vento, però all'ultimo ce l'abbiamo fatta. All'ultimo ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro non pensavo che vedessimo mai in campo Calabresi, invece siamo riusciti a vedere in campo Calabresi. Peccato per i 3 punti mancati, perché oggi sarebbero stati veramente oro colato, però sinceramente a me va benissimo così, prendiamo il massimo che si poteva ottenere e questi era perlomeno il pareggio. Lico Giannis, ragazzi, che Dio ce ne scampi, che Dio ce ne scampi veramente, che Dio ce ne scampi da Pavoletti quando non è in partita, perché rischia di giocarti praticamente contro. Non lo so, raga, sono solo contento del pareggio rimediato all'ultimo, perché
per una volta, dopo mesi, finalmente il culo gira nei nostri confronti. Finalmente il culo gira nei nostri confronti, era anche ora. Niente ragazzi, un bacione, sempre Forza Castello, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Io ho la gola che sta morendo e alla prossima raga, bella.